L'Istituto Leonardo, sempre attento alle tematiche sociali, oggi con Telefono Aiuto continuano gli incontri per parlare di violenza sulle donne, appunto con Telefono Aiuto. Sì, diciamo che tra le attività formative che la scuola ha programmato vi sono anche delle attività che riguardano il rispetto della donna in tutte le varie forme possibili. Evidentemente questo progetto fa sì che i ragazzi possano riflettere sui veri valori, per cui non è rivolto soltanto a reprimere, ma principalmente a prevenire. Noi oggi abbiamo l'incontro con i responsabili proprio in provincia, perché la violenza non è soltanto fisica, ma è anzi forse quella che incide negativamente, psicologica, quella che cerca di distruggere l'identità di una persona, e oggi noi abbiamo l'opportunità anche di vedere il manifesto che hanno loro adottato, e riproduce un disegno fatto dalla nostra alunna. Anche stamattina Telefono Aiuto è impegnato nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, perché parlare di violenza non serve esclusivamente parlarne il 25 novembre, tant'è vero che noi iniziamo le nostre attività proprio dalla settimana che durerà poi per tutto l'anno. Questa mattina il nostro obiettivo è quello di dare ai ragazzi un messaggio, quello che la violenza sulle donne, la violenza in famiglia ha bisogno anche di partire da loro, perché loro saranno la futura famiglia del domani, quindi loro dovranno capire quali sono gli ostacoli perché una famiglia sia normale, tra virgolette, dove non ci sia un amore malato, dove non ci sia un amore che significhi possesso o proprietà, quindi daremo loro quelle nozioni, ma soprattutto daremo loro l'informazione che il centro antiviolenza è aperto a loro, quindi loro, qualunque sia il loro disagio, potranno rivolgersi agli esperti del centro. Oggi sì, i nostri ragazzi stanno attenzionando, già l'avevano fatto anche il giorno 25, avevano già parlato in classe con i professori del tema, tutto ciò che circonda il Telefono Aiuto, perché è una bella iniziativa che bisogna portare avanti, e grazie anche al dottore Giorgio Patti e alla sua collaboratrice, che si attivano giornalmente per far sì che nella nostra società ci possa essere più ordine, più civiltà, più senso del dovere.